Sarà pronto fra pochissimo il decreto rilancio per la fase 2, una sorta di maxi emendamento dove inserire tutte le misure economiche e fronteggiare l'emergenza. Un documento che metterà dentro le proposte di tutti i ministeri da discutere in Parlamento e prevede alcune importanti misure, tra cui il sostegno alle famiglie, l'allungamento della cassa integrazione e di fondi per la sanità. Confermato anche il reddito di emergenza, l'ampliamento della platea del reddito di cittadinanza, il rinnovo dei bonus per autonomi e professionisti, ampliato anche ai lavoratori domestici e la proroga della cassa integrazione. Previsti inoltre interventi di sostegno economico per le imprese, tra cui un bonus vacanze di 500 euro per rilanciare il turismo destinato alle famiglie con reddito non superiore a 35.000 euro e di 150 euro per i single. Continuazione dello smart working per i lavoratori dipendenti con almeno un figlio a carico minore di anni 14 fino alla cessazione dello stato di emergenza. E poi aiuti alle imprese, bar e ristoranti saranno esonerati fino al 31 ottobre 2020 al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Non sarà necessario chiedere l'autorizzazione alle sovrintendenze anche in zone di interesse artistico e storico per montare pedane, tavolini, sedie, ombrelloni funzionali all'attività di ristorazione. Basterà una semplice comunicazione. Anche per l'edilizia arriva un super bonus destinato fino al 120% per le spese per riqualificazione energetica, misure antisismiche ed installazioni di impianti fotovoltaici, con uno sconto in fattura pari al 100% del costo dei lavori effettuati. E poi ancora un bonus fino a 500 euro per gli oneri straordinari sostenuti dagli esercenti durante l'emergenza. Alla fine una indennità di 600 euro da riconoscere per i mesi di aprile e maggio ai lavoratori che hanno rapporti di collaborazione con il CONI, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e le associazioni sportive dilettantistiche. Stessa cosa per la scuola, con maggiori fondi per assicurare la ripresa dell'attività scolastica in condizioni di sicurezza e garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021. Parte di questi fondi potranno essere utilizzati per acquistare servizi per la didattica a distanza, per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica, per l'acquisto di materiale di protezione, igiene e servizi di lavanderia e pulizia e per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti.